Bene, eccoci qua. In questa puntata parliamo di un'interessante e bella operazione di recupero della memoria storica legata alla Prima Guerra Mondiale, area di intervento il Friuli, operazione però gestita da un'associazione vicentina. Esatto. L'associazione cicale Operose di Schiavon, appunto nella provincia berica, di cui ospitiamo il presidente Giampaolo Fioretti. Al progetto Oltre Confine, che si articola già dall'anno scorso, quest'anno e forse credo anche l'anno prossimo, sono 3 anni, se ricordo bene, partecipano i comuni di Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Chiopris Viscone, Gonars, Ruda, Santa Maria la Lunga, San Vito al Torre, Trevignano Udinese, Visco e Palmanova, che è il comune capofila. Quest'anno se ne sono aggiunti di nuovi, vale a dire Castions di Strada, Medea, Romans di Sonzo, Tor Viscosa e Villesse. Credo siano interessati anche dei comuni austriaci, è corretto? Non austriaci, all'inizio della guerra erano comuni austriaci, nel senso che il progetto era quello di valorizzare una memoria storica che tenesse conto sia di quelle che era la memoria austriaca sia quella che era la memoria italiana, quindi non austriaci nel vero senso attualmente. All'epoca, anche se c'è ancora un sentore austriaco da questo punto di vista. Insomma. Ecco, il progetto ha previsto una serie di incontri sul territorio nei mesi scorsi proprio per recuperare la memoria. È poi sfociato in un libro che è stato presentato nelle scorse settimane, vale a dire Oltre Confine 1915-2015, e per ciascuno dei 2 anni in cui finora si è articolato il progetto si sono svolte delle azioni drammaturgiche finali. Esatto, cioè spiego bene il progetto. Il progetto è sostanzialmente era l'obiettivo quello di raccogliere memorie e anche per valorizzare e rendere visibile un patrimonio di 2 realtà che avevano e hanno in comune ovviamente la lingua, cioè il friulano, ma che erano completamente distanti tra di loro per tutta una serie di motivi. Quindi sono state fatte forse anche un confine allora, a questo punto se ho ben capito. Esatto. L'idea di raccogliere questo materiale, come fare? Abbiamo fatto 12 serate, le abbiamo chiamate serate forum, serate dove hanno partecipato studiosi, storici, appassionati, studenti, neolaureati che hanno portato il loro materiale storico, e poi abbiamo invitato i cittadini invece a portare memorie concrete, memorie orali. Tutto questo contenuto poi è diventato drammaturgia. Sono stati fatti dei laboratori sempre nelle sedi dei comuni aderenti all'iniziativa, e a luglio dello scorso anno è stata restituita alla cittadinanza attraverso uno spettacolo tutto questo materiale raccolto. La cosa che tengo a sottolineare è il fatto che è un progetto partecipato, e cioè le persone che si sono volontariamente prestate sono cittadini. Non sono attori professionisti, quindi alla fine abbiamo avuto una partecipazione di circa 400 persone tra attori, cittadini, comuni, associazioni, bande, cori, quindi è stata una grande partecipazione. Questo era anche uno dei nostri obiettivi, ed è l'obiettivo anche del prossimo, di quest'anno, perché oltre confine abbiamo finito la prima fase relativa alle serate forum, e adesso ci sarà la restituzione della seconda edizione di Oltre Confine, perché la prima riguardava storicamente fino all'ingresso dell'Italia in guerra. Quest'anno invece abbiamo raccolto le testimonianze di un periodo che va dal 1915 alla disfatta di Caporetto, quindi il 1917. Ecco, immagino che il progetto Oltre Confine rientri in qualche maniera nelle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. A posteriori però, all'operatore culturale, chiedo, c'era bisogno di recuperare questa memoria? Sì, assolutamente sì, anche perché il territorio in questione, che è il territorio friulano, è un territorio diverso anche rispetto al Veneto. Io sono friulano, sono di Palmanova, quindi c'è anche un gioco in casa, esattamente. Anche, tra l'altro ci tengo a dire che tutti e 3, la direzione del progetto, il sottoscritto Francesco Comando, che è una
artista, una persona molto conosciuta in Friuli, Giovanni Russo, che è un architetto, siamo amici d'infanzia, ci siamo trovati, abbiamo cercato di capire che cosa potevamo fare per raccontare la Grande Guerra. Il Friuli però Scusa, ma tutti e tre state a Schiavò? No, tutti e tre palmarini. Ah, ok. Tutti e tre palmarini. E quindi il coinvolgimento anche del comune di Palmanova come capofila nella persona del vice sindaco e assessore alla cultura Diana Danielis. Quindi cosa potevamo fare? Perché il Friuli è una regione tormentata di confine e le memorie sono memorie diverse rispetto alle memorie che possiamo raccogliere qui in Veneto. Ci sono memorie, ci sono ancora dei ricordi diversificati rispetto se si parlava di un comune austriaco o se si parlava di un comune italiano. Quindi era raccogliere una memoria che potesse essere condivisa per poter poi immaginare di parlare di confini e andare oltre anche, no? Specie in questo periodo in cui si parla di confini, proprio in funzione della storia come memoria importante, no? Rispetto al superamento dei confini. Ecco, ricordavo prima insomma, che dalla Grande Guerra sono passati 100 anni, sì. Ma quel confine c'è ancora nella cultura? Non c'è più un confine, ci sono dei sentimenti, ci sono dei modi di sentire. Diversi. Però ma non è più un confine. In più, tra l'altro, ribadisco il concetto che c'è una comunanza fondamentale che è la lingua. Quindi anche in quel momento non c'era il sentirsi diversi tra friulano austriaco e friulano italiano, c'era una comunanza come c'è tuttora, c'è l'orgoglio, no? Friulano, la patria del Friuli, la lingua, rimaneva. La guerra, come dire, porta a situazioni un po' paradossali, cioè situazioni di confine che erano normali diventano invece situazioni un po' difficili, complicate, il passare dal confine. Ci sono degli episodi divertentissimi anche sotto questi. Si racconta che appunto c'era questa persona che era il campanaro, l'organista, chiedo scusa, che suonava in 3 chiese diverse, ma in chiese che stavano da una parte all'altra, quindi prendeva la bicicletta, arrivava al confine, lasciava giù la bicicletta, passava il confine, prendeva l'altra bicicletta, andava nel comune vicino a suonare l'organo, poi doveva tornare e lì la gendarmeria austriaca lo convoca per sapere che cos'era questo movimento strano. In realtà era semplicemente una persona che suonava l'organo in 3 chiese in 2 posti diversi. Insomma. Ecco, ma si sono sparati anche fra le comunità? No. Tenga conto che i friulani austriaci partono nel 14, vanno su in Galizia, quindi la guerra inizia prima nel confine dalla parte austriaca. No, non ci sono episodi. Che hanno creato una frattura. È una comunità unica. Il confine è qualcosa di segnato immaginariamente. C'è un sentire diverso, sicuramente, ma la comunità è una comunità legata a una lingua unica, che rimane tale. E cosa avete scoperto in questo lavoro di archeologia della memoria? Abbiamo scoperto tante cose, abbiamo scoperto fondamentalmente che noi siamo abituati ad avere un'idea della Grande Guerra come idea di patria, di liberazione. In realtà se si va a parlare con i comuni che erano al di là del confine, è stata vista sempre come una guerra di conquista. E quindi si deve sempre parlare un po' delicatamente, no? di questa cosa qua. Ad Aiello del Friuli, che è uno dei primi comuni dove arrivano italiani, non c'erano bandiere tricolori ad accogliere gli italiani, c'erano bandiere bianche. C'è tutta una retorica, se vogliamo, da questo punto di vista. In realtà sono comuni che si sentivano austriaci, il modo di sentire austriaci, seppur friulani, e che quindi vedono gli italiani come dei conquistatori, non come dei liberatori. Questo l'abbiamo scoperto, come dire, non è una cosa che non si sapeva, però andando a fondo si scoprono tanti episodi, tante situazioni in cui si capisce che l'italiano non era l'italiano, perché poi non parliamo dei friulani, lì c'è un ammassamento di italiani che arrivano da tutte le parti,
parliamo a Palmanova, ci sono 400.000 militari, c'è proprio un'invasione completa di quei territori e gli italiani sono visti come invasori, non come liberatori. Ecco, questo è, da quello che si riesce un po' a scoprire, che abbiamo scoperto, che continuiamo a scoprire, è sostanzialmente questo, no? E l'anno prossimo la terza fase avrà la stessa progettualità? Identica come struttura, perché funziona, perché quest'anno abbiamo fatto le serate forum, hanno partecipato circa, tra cittadini e storici, circa 800 persone in queste 17 serate. C'è un grande coinvolgimento e questo ci fa piacere perché c'è anche il desiderio di condividere questa memoria, proprio per cercare di ragionare sul seperamento del confine. È una memoria serena o una memoria dolorosa? Adesso è una memoria serena, da quello che scopriamo ovviamente è sempre una guerra, quindi la memoria non tanto di chi racconta, ma di chi ha vissuto quei momenti è sempre doloroso, ovviamente. Adesso c'è una memoria un po' più critica, una memoria un po' più conosciuta, insomma, viene fuori, ecco, non rimane lì sotto traccia e quindi magari c'è la possibilità di poter condividerla anche al di fuori dei confini, raccontare una storia che forse è poco conosciuta da questo punto di vista, no? Noi siamo abituati al Veneto, alle grandi battaglie, alla difesa, alla patria, in Friuli non è così, non è proprio così, è un po' diversa, somiglia un po' al discorso del Trentino, no? I trentini che partono anche loro nel 14, vanno in Galizia, c'è una similitudine da questo punto di vista e quindi una storia diversa. Grazie. Per conoscerla un primo passo è questa pubblicazione Oltre confine, il secondo passo potrebbe essere l'azione drammaturgica di quest'anno. Certo, inizierà a metà luglio e andrà avanti fino alla fine di ottobre. Il terzo passo sarà nel biennio 2017-2018. Esatto. La terza tappa del progetto Oltre confine, curato dall'Associazione Cicale Operose, che ha sede a San Drigo in provincia di Vicenza, di cui abbiamo ospitato il presidente Giampaolo Fioretti, che abbiamo scoperto essere palmarino, esatto, vale a dire di Palmanova. Esatto. Grazie. A voi, alla prossima. Grazie.